Dichiarazione dello stato di emergenza regionale, stanziamento di 100.000 euro a sostegno della popolazione colpita dal maltempo della notte tra lunedì e martedì, in particolare i 27 sfollati di Azzano Decimo. Una serata al bar è finita con un accoltellamento a Dignano. Un cittadino albanese di 33 anni, alterato dall'alcol, ha importunato la barista e ferito al polso un rumeno che ha tentato di fermarlo. È stato estradato dall'Albania l'omicida, già residente in Friuli, condannato all'ergastolo e rintracciato dai carabinieri di Pordenone nel paese d'origine dopo 25 anni di latitanza. Oggi l'arrivo e l'arresto a Fiumicino. Mense aziendali, Confindustria Udine e FIOM CGIL divise sull'obbligo vaccinale. Il sindacato interviene dopo l'intervista a Telefriuli di Mareschi Danieli, tutti concordi sulla necessità che il governo intervenga con una legge. Il coach della nazionale italiana di softball Federico Pizzolini, fresco di titolo europeo e di partecipazione alle Olimpiadi, è tornato nella sua Butrio. Ora, dice, l'obiettivo deve essere la qualificazione a Los Angeles 2028. Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale. In apertura le conseguenze del maltempo. La Regione dichiara lo stato di emergenza per i danni causati dal fortunale degli ultimi giorni e interviene con 100.000 euro a favore della popolazione, in particolare delle 27 persone di Azzano Decimo dopo lo scoperchiamento di una palazzina. Dichiarazione dello stato di emergenza regionale e stanziamento di 100.000 euro a sostegno della popolazione colpita dal maltempo della notte tra lunedì e martedì. La Regione, attraverso il vicepresidente con delega alla protezione civile Riccardo Riccardi, ha assicurato il pieno sostegno a cittadini ed imprese che hanno subito danni a causa degli eventi atmosferici di questi giorni. In particolare, 94.000 euro serviranno a coprire le spese per la sistemazione provvisoria delle 27 persone evacuate ad Azzano Decimo, dove una palazzina è stata scoperchiata con il tetto finito sopra un'abitazione vicina. Entrambi gli edifici risultano inagibili. La somma sarà riconosciuta alle amministrazioni locali coinvolte. 3.000 euro saranno destinati al rimborso dei datori di lavoro per l'operatività dei volontari dipendenti. Altri 3.000 euro serviranno al ripristino dei beni e dei materiali deperibili impiegati nella gestione della prima emergenza da parte della Protezione Civile regionale. Proprio il Friuli occidentale è la zona più duramente colpita dal fortunale, con i vigili del fuoco ancora oggi al lavoro nel Pordenonese per rispondere alle centinaia di richieste arrivate dai cittadini. Sono stati quasi 300 gli interventi portati a termine in poco più di 36 ore dalle 12 squadre impegnate nelle operazioni. Sono stati raddoppiati i turni e sono arrivati a supporto dei pompieri pordenonesi anche i colleghi dei comandi di Bologna, Cesena, Cremona, Forlì, Reggio Emilia, Torino, oltre che di Udine. Passiamo alla cronaca. Una serata al bar è finita con un accoltellamento a Dignano, in via Roma, in pieno centro. Un cittadino albanese di 33 anni ha accoltellato al polso un 29enne romeno. Alterato dall'alcol, il 33enne stava importunando la barista quando l'uomo ha cercato di fermarlo. Per ben 3 volte avevano cercato di allontanarlo dal bar e per altrettante lui vi era tornato. Neanche i carabinieri in un primo momento erano riusciti a farlo desistere e così un 33enne albanese ha deciso di tornare nel locale armato per farsi giustizia da solo. È accaduto nella notte a Dignano, al bar da Ques in via Roma. Il cittadino albanese nel locale da ore, di fronte al rifiuto della barista di servirgli altro alcol perché già alterato, ha dato in escandescenze cercando di servirsi da solo. Se in un primo momento è bastato l'intervento degli altri avventori a riportare la calma, dopo ulteriori episodi è stato necessario chiamare i carabinieri, che sono intervenuti e hanno riaccompagnato l'uomo a casa. Solo che la sua furia non si era esaurita e così, poco dopo, si è ripresentato al locale, armato di un coltello. Sono nuovamente intervenuti gli avventori, ma al culmine della lite il 33enne ha colpito con la lama un cittadino rumeno di 29 anni, al polso, fortunatamente in modo lieve. Sul posto sono quindi tornati i carabinieri, che questa volta però non lo hanno riportato a casa, ma arrestato per lesioni personali. Il 29enne è stato soccorso da un'ambulanza inviata sul posto dalla centrale Sores di Palmanova. Ancora a cronaca a Parapiglia, nella notte in via Cesare Battisti a Udine, dove alle 23 è scoppiata una lite fra 3 cittadini extracomunitari che con ogni probabilità avevano assunto un'eccessiva quantità di alcol. Diversi cittadini hanno chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri di Udine, che hanno trovato i 3 stranieri. Uno di loro è stato denunciato per danneggiamento perché durante la lite è stata danneggiata la vetrata di un negozio etnico.
E incendio poco prima delle 3 di oggi ad Olena del Coglio nella vineria Vencò. Il rogo, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha causato gravi danni alla struttura completamente inagibile. A dare l'allarme i militari dell'esercito in servizio al confine con la Slovenia per strade sicure. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gorizia. È una delle attività sul territorio più apprezzate, mi spiace veramente per i gestori. Daniele e Massimo, dice amareggiato l'ex sindaco Daniele Bernardis, sono amici e gestiscono anche il ristorante a Corno di Nosazzo a Villa Nanchini Cabassi. E un altro incendio, questa volta ha danneggiato in maniera seria un'abitazione di Fraelacco di Tricesimo. L'allarme è scattato attorno alle 14:30 a causa di un problema di natura elettrica. Le fiamme si sono sviluppate nella sala da pranzo, partite da un divano. Il fumo denso e nero della combustione si è diffuso poi negli altri vani dell'abitazione, danneggiati arredi e suppellettili. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Udine. L'anziana coppia che vive in questa casa, dichiarata inagibile, non è rimasta ferita. 3 pedoni e una ciclista sono finiti in ospedale. È il bilancio di 3 incidenti stradali accaduti stamattina tra Gorizia, Buia e Pordenone. Ferita in modo grave una badante che nel capoluogo isontino stava accompagnando un'anziana, anche quest'ultima portata in ospedale. A Buia invece una 23enne in bicicletta è stata travolta da un'auto rovinando sull'asfalto, accolta al nosocomio di San Daniele. Un terzo pedone è stato investito a Pordenone, è rimasto ferito in maniera seria ma non è in pericolo di vita. E supera tutti i limiti di velocità e sorpassa in curva, non si accorge però della macchina civetta della Polizia Stradale di Udine che lo insegue e lo blocca. Così nei guai è finito un giovane friulano. A 140 km all'ora sulla Ponte Banna alle porte di Udine, al volante di una Fiat Stilo. Sorpasso in curva e guida spericolata su un limite tra 70 e 90. La condotta di un trentenne friulano non è passata inosservata però a una macchina civetta della Polizia Stradale di Udine che si è messa al suo inseguimento. Il giovane non si è accorto degli agenti nonostante avessero acceso la sirena e avessero cercato di bloccare la sua marcia. Fermato in sicurezza, è stato sanzionato per velocità pericolosa e per altre contravvenzioni al codice della strada, tra cui il superamento della striscia continua di mezzeria. Per il trentenne, individuato ieri pomeriggio e che ha inveito con espressioni colorite contro se stesso, sono scattate una sanzione da 700 euro, la sospensione della patente e la decurtazione di 29 punti. È stato estradato dall'Albania il 59enne Nicola Dura, condannato all'ergastolo per un efferato omicidio compiuto a Firenze nel 1995 e rintracciato a maggio nel paese d'origine dopo oltre 25 anni di latitanza dai carabinieri di Pordenone che oggi lo hanno arrestato all'aeroporto di Fiumicino. 26 anni fa aveva ucciso a coltellate un connazionale in centro a Firenze, ma poi, nonostante la condanna all'ergastolo, aveva fatto perdere le proprie tracce. La latitanza di Nicola Dura, 59enne albanese, già residente a Pordenone, è durata un quarto di secolo, interrotta lo scorso maggio dai carabinieri di Pordenone, in collaborazione con le forze dell'ordine albanesi, che lo avevano rintracciato nel paese dell'area balcanica. Oggi l'omicida è stato estradato dall'Albania e subito arrestato all'aeroporto di Fiumicino dai carabinieri del nucleo investigativo di Pordenone assieme al personale della locale polizia di frontiera aerea e con l'ausilio dei carabinieri della compagnia dell'aeroporto. Sconterà in Italia l'ergastolo nel carcere di Rebibbia. Il lungo periodo di fuga lo aveva portato ad essere inserito nella lista dei principali latitanti. Solo grazie ai carabinieri del nucleo investigativo di Pordenone, a seguito di serrate indagini condotte con l'impiego di moderne tecnologie telematiche, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e i colleghi di Tirana, era stato localizzato e catturato nelle ore notturne mentre si spostava su un mezzo da un rifugio all'altro tra i villaggi di Cavaie e Lusinie, su e Roccaforti, in Albania. Dopo circa 3 mesi di detenzione in quel paese, le autorità locali ne hanno concesso l'estradizione per scontare la pena in Italia. Parliamo ora di un incidente domestico. Stava effettuando dei lavori proprio sul tetto quando è rovinato a terra. Ad attutire la caduta è stata una tettoia sottostante. Un 50enne di Gorgo di Latisana è stato trasportato in elicottero al Santa Maria della Misericordia di Udine. È sempre rimasto cosciente e non è in pericolo di vita. Sono intervenuti sul posto i carabinieri di Latisana. E una famiglia composta da madre, padre e 2 bambine di 8 e 11 anni si è trovata in difficoltà e al buio ieri sera lungo un tratto attrezzato del sentiero CAI 348 che scende dal Valò dei Cadorini nei monti di Tor, nelle Dolomiti friulane. La famiglia, italiana ma residente a Londra, in vacanza in Cadore, aveva intrapreso il lungo sentiero attrezzato Olivato che dal Passo della Mauria sale fino a quota 2500 metri. La richiesta di aiuto è giunta alle 23:30 alla centrale Sores. 3 tecnici del soccorso alpino di Forni di Sopra
hanno rintracciato i dispersi verso le 23:30 partendo dal versante fornese. Stavano tutti bene, anche se le bambine erano spaventate e infreddolite. La famiglia è stata assicurata con le corde nei tratti più impervi e riaccompagnata a Passo della Mauri a quota 1300 metri. Hanno collaborato alle ricerche anche la Guardia di Finanza di Tolmezzo e la stazione del Centro Cadore del Soccorso Alpino. L'intervento si è concluso all'1 di notte e ieri, verso le 21:30, i tecnici della stazione di Forni a Voltri hanno anche raggiunto 2 persone che scendevano da Rifugio Marinelli a Rifugio Tolazzi, una delle quali afferta dal morbo di Parkinson che non riusciva a perseguire il sentiero. I 2 sono stati soccorsi e messi in sicurezza. L'intervento si è concluso attorno alle 22:30. Parliamo ora dei numeri del Covid. Oggi salgono a 9 i pazienti in terapia intensiva che presentano uno stato di salute media o alta. 7 di questi non si erano sottoposti alla campagna vaccinale anti-Covid, mentre gli altri 2 invece sì, ma presentano comorbidità importanti. 30 i pazienti in cura negli altri reparti. Aumentano nuovamente a 30 inoltre i cittadini ospedalizzati negli altri reparti, 4 in più rispetto a ieri, e sono 128 i nuovi contagi emersi in regione nelle ultime 24 ore. 120 sono stati rilevati attraverso 4.755 tamponi molecolari e altri 8 casi invece attraverso 2.483 test rapidi antigenici e di 2,52% la percentuale di positività riscontrata nei primi esami, di 0,32% nelle seconde analisi. Nella giornata odierna non si registrano decessi, si segnala infine che 3 positività sono emerse tra i richiedenti asilo. Voltiamo pagina. Green Pass nelle mense aziendali. Confindustria Udine e FIOM CGIL divise sull'obbligo vaccinale. Il sindacato interviene dopo l'intervista a Telefriuli della presidente Mareschi Danieli. Le due parti concordano invece sulla necessità che il governo intervenga stabilendo norme certe e chiare. Botta e risposta a distanza sul Green Pass obbligatorio per l'accesso alle mense aziendali tra la FIOM CGIL e Confindustria Udine, dopo l'intervista rilasciata sul tema a Telefriuli da Anna Mareschi Danieli. La segreteria provinciale del sindacato, in una nota, afferma di non aver apprezzato che la presidente degli industriali friulani abbia definito sovversiva quella parte di popolazione che non ha ancora iniziato il percorso di vaccinazione, sostenendo anche che chi non ha il Green Pass mina la continuità produttiva. Premesso che la CGIL e la FIOM, sia a livello nazionale che locale, hanno più volte ribadito il proprio sostegno alla campagna vaccinale e ribadito quanto fondamentale sia il suo successo per uscire da questa pandemia, scrivono Maurizio Marcon, David Bassi e Sandra Fabro, riteniamo pretestuose e fuorvianti le affermazioni della Presidente. In questo Paese vige infatti il diritto alla libera scelta sulla vaccinazione, previsto dalla Costituzione. Ricordiamo inoltre a Confindustria Udine, aggiungono i sindacati, che la continuità produttiva è stata garantita da quei protocolli sulla sicurezza che sono stati sottoscritti a livello nazionale e in tutti i luoghi di lavoro. La presidente Anna Mareschi Danieli, che nell'intervista di ieri a Telefriuli evidenziava l'efficacia di questi protocolli, capaci di evitare focolai in fabbrica, a fronte della nota della FIOM CGIL ribadisce che le aziende sono pro vaccinazione e pro Green Pass fin dall'ingresso nelle stesse e non solo in mensa. Confindustria e FIOM CGIL concordano sulla necessità che il governo faccia chiarezza e prenda una decisione netta in materia di obbligo vaccinale. Serve una legge, insomma, e non basta una FAQ che anzi genera polemiche, tensioni e situazioni spiacevoli. È necessario che il governo definisca in maniera inequivocabile le regole da seguire con carattere normativo vincolante, afferma Mareschi Danieli. Questo per evitare che un'azienda o il gestore della mensa della stessa, a cui è demandato il controllo, si ritrovi nella situazione di subire una mobilitazione popolare della fetta di quei collaboratori che hanno deciso deliberatamente, per motivi diversi da quelli di salute, di non sottoporsi alla vaccinazione. Sulla necessità che il governo stabilisca delle norme certe e chiare è d'accordo la FIOM CGIL, per la quale, se il governo non vuole prendersi le proprie responsabilità, la conseguenza sarà purtroppo che si arrivi ad una situazione incontrollabile, causa di tensioni non solo tra le aziende e i sindacati, ma tra gli stessi lavoratori. Soddisfazione viene espressa da Confartigianato del Friuli Venezia Giulia per la decisione del governo di confermare e rafforzare il fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato, che ha garantito la cassa integrazione durante il lockdown anche alle imprese della nostra regione. Quasi il 96% di dipendenti e aziende del Friuli Venezia Giulia ha aderito al Fondo Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato, che ha garantito durante il lockdown l'accesso alla cassa integrazione delle medie, piccole e microimprese.
Lo fa sapere il presidente regionale di Confartigianato Imprese, Graziano Tilatti, esprimendo soddisfazione per il fatto che nell'ambito della riforma degli enti locali il fondo è stato confermato e rafforzato. Ora, dice Tilatti, dobbiamo vigilare sulla definizione delle aliquote contributive e delle prestazioni da erogare per valutare l'impatto sul costo del lavoro. Il presidente di Confartigianato evidenzia come l'ente bilaterale sia uno strumento che anche in Friuli Venezia Giulia si è rilevato essenziale per garantire la cassa integrazione nelle PMI durante i duri mesi di lockdown. La vita dell'ente, afferma Tilatti, era però a rischio per la volontà governativa di omologare tutti i settori all'interno della cassa integrazione INPS. Roma pensava così di contrastare l'elusione contributiva, ma avrebbe messo in ginocchio un sistema funzionante solo per la responsabilità di chi elude gli impegni. Il fondo è guidato a livello nazionale dal triestino Dario Bruni. Ha svolto un lavoro eccellente durante questo primo anno e mezzo di vita dell'ente, commenta Tilatti, tanto che ci siamo trovati ad affrontare le conseguenze del lockdown avendo già accantonato 300 milioni di euro, risorse cui ha contribuito significativamente il Friuli Venezia Giulia. Quanto alla riforma degli ammortizzatori sociali, Confartigianato del Friuli Venezia Giulia considera particolarmente rilevante il collegamento previsto fra le misure di sostegno al reddito e le politiche attive di lavoro con la valorizzazione del ruolo dei fondi interprofessionali della formazione continua. Riparte da zero con un nuovo bando da 40 milioni di euro l'assegnazione dei lavori per la realizzazione del carcere di San Vito al Tagliamento. La nuova gara è stata resa necessaria dopo un lungo iter giudiziario, fine dell'opera spostata al 2025. Tutto da rifare, sperando che sia la volta buona per il carcere di San Vito al Tagliamento. La struttura, che sorgerà nell'ex caserma dall'Armi, ha vissuto una serie di battaglie giudiziarie per l'aggiudicazione dei lavori. Prima la vittoria di Costruttiva, poi l'assegnazione alla Pizzarotti da parte del Consiglio di Stato, ma quest'ultima ha preteso di realizzare l'opera alle condizioni della propria proposta di gara, rinunciando. E così ecco un nuovo bando, presentato oggi nella Sala Consiliare Sanvitese da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Scadenza il 9 settembre, apertura buste il 14 dello stesso mese. È un bando che prevede uno stanziamento di circa 40 milioni e che fa capire anche la rilevanza di questa opera. Un'opera che significa circa 300 detenuti con tutte le guardie penitenziarie che saranno coinvolte e che dovranno avere anche un luogo agevole dove poter svolgere la loro funzione, la loro attività. Diciamo che tutti i contenziosi sono stati superati con questo nuovo bando e ci si augura davvero che non ci siano più intoppi per vederlo crescere e vederlo realizzato nella ex caserma dall'Armi. Previsti da bando 900 giorni per la realizzazione, una boccata d'ossigeno e di soldi freschi anche per le imprese locali. Allora l'indotto sicuramente ne beneficerà perché tutti i fornitori che saranno contattati probabilmente saranno in gran parte locali, tenendo conto che noi sulla base d'appalto il nostro indotto viene moltiplicato per 3,5, quindi sono delle risorse essenziali per la regione e quindi siamo molto contenti che quest'opera finalmente possa partire. Il governo ha varato il bonus terme con 53 milioni di euro di budget per aiutare uno dei settori maggiormente colpiti dalle pandemie e dalle misure anticontagio. Ma in Friuli Venezia Giulia il settore termale, prima di cantare vittoria, attende di valutare i decreti attuativi per capire se effettivamente possa portare tutto questo i benefici sperati. 200 euro a persona per coprire il 100% del costo dell'ingresso e della prestazione. Il governo centrale ha varato con il decreto del ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti la nascita del bonus terme, mirato a sostenere l'acquisto da parte dei cittadini di servizi termali presso gli stabilimenti accreditati. Un bonus aperto a chiunque per spingere il più possibile alla ripartenza un settore pesantemente danneggiato dalla pandemia e dalle prolungate chiusure. Ma anche il bonus terme, se non sufficientemente ampliato, potrebbe trasformarsi in una beffa per alcuni impianti. È il caso delle terme di Grado. Il bonus infatti dovrebbe entrare in attività ad ottobre, proprio quando gli impianti termali dell'Isola del Sole chiudono i battenti. È chiaro che così fosse, per il nostro caso non sarebbe di alcun aiuto, ha commentato l'amministratore unico della GIT Grado Alessandro Lovato. Siamo però in attesa di capire se i nostri impianti di talassoterapia possano rientrare nell'attività del bonus. In questo caso si tratterebbe di uno stimolo importante per una delle nostre eccellenze, le vasche di acqua marina con vista mare, che sono invece aperte tutto l'anno.
Attendista anche Terme FVG, che ha in gestione gli impianti di Monfalcone e Arta. Invitalia, il portale che si occuperà di erogare il bonus, non ha ancora aperto le registrazioni, ha spiegato Fabrizio Antonelli, direttore di Terme Friuli Venezia Giulia. Nel momento in cui lo farà, i nostri impianti termali certamente si accrediteranno per ricevere il bonus. È un segnale importante di ripartenza e di aiuto per un settore che da 1 anno e mezzo vive grande difficoltà, che oltre ad aiutare chi già si rivolgeva alle terme, potrebbe permetterci, conclude Antonelli, di avvicinare nuovi utenti. La proroga delle concessioni demaniali torna al centro dell'attenzione amministrativa. Dopo l'estensione dei permessi fino al 2033, Grado viene citata dall'autorità garante della concorrenza e del mercato per una presunta violazione delle norme sulla libera concorrenza. Abbiamo solo applicato le leggi dello Stato, replica il sindaco. Continua ad essere oggetto di discussione il tema delle concessioni demaniali. In questi giorni l'autorità garante della concorrenza e del mercato ha infatti segnalato nel suo bollettino settimanale una presunta violazione delle norme sulla libera concorrenza da parte del Comune di Grado relativa al rilascio delle estensioni delle concessioni fino al 2033. Il sindaco Dario Raugna respinge le accuse, mentre l'amministratore unico della Grado Impianti Turistici Alessandro Lovato chiede di costruire il percorso nel modo più corretto e professionale possibile. Abbiamo fatto riferimento solo ed esclusivamente alla norma dello Stato, la 145 del 2018. So che questa norma è in discussione in Consiglio di Stato, sezioni riunite, che il 13 di ottobre esprimerà un parere, quindi noi attenderemo quella sentenza. Nel frattempo abbiamo, ripeto, applicato una norma dello Stato e così facendo ci sentiamo garantiti. Non abbiamo mai fatto grandi proclami, è una situazione obiettivamente complessa, è una situazione che non si risolve né a livello locale né regionale né nazionale, in quanto in gran parte è qualcosa che dipende dalla normativa europea. Se vogliamo essere europei dobbiamo anche essere attenti a queste normative. Vediamo di costruire le cose in maniera corretta, nella maniera più professionale e attenta possibile. Procede a gonfie vele il turismo a Cividale del Friuli, che registra un importante incremento di visitatori. Sono molte le iniziative proposte dalla cittadina, che si prepara a un weekend ricco di appuntamenti. Nonostante il caldo di questi giorni, Cividale si rivela essere una delle mete più gettonate dai turisti. Già omaggiata della bandiera arancione, la città ducale prova ancora una volta la sua versatilità. Sono molte infatti le iniziative che continuano ad animare la città e altrettante sono in programma. Provvedimenti tempestivi, quelli adottati dall'ufficio turistico per rispettare tutte le norme anticontagio. Mostre in plein air e visite all'aria aperta si stanno rivelando una scelta vincente. Una crescita positiva dell'afflusso dei turisti fa segnare anche un incremento importante per le vendite degli esercenti locali, che si dicono soddisfatti di come stiano andando queste ultime settimane estive. Molto soddisfatta anche l'amministrazione locale, che ha prolungato le mostre del centro città. La nostra città è una città d'arte e che sta vivendo un momento di ascesa turistica che ci riempie di gioia e che dà nuova linfa a tutto il comparto commerciale, esercenti e attività che stanno lavorando davvero bene. E questo per noi è davvero un risultato che speriamo di continuare a vivere anche nei mesi a venire. Abbandonati sotto la pioggia in un secchio, una decina di micetti di appena 7 giorni di vita sono stati salvati dal gattile dell'UTI Comunità di Montagna di Tolmezzo, che li ha curati e che ora sta cercando per loro una famiglia. E dopo il nostro servizio sono state tantissime le richieste di adozione. Vediamo. Siamo nell'ex canile comprensoriale di Tolmezzo, che adesso è il canile della UTI Comunità della Montagna. Da 2 anni e mezzo qui c'è anche un gattile, una struttura particolare dedicata ai felini, ai piccoli felini. Li vedete qui, ne abbiamo a un gruppo che è stato abbandonato. Dove sono stati trovati? Questi sono stati trovati in un paesino qua vicino, erano stati abbandonati dentro un secchio in un momento in cui stava piovendo, per cui presumibilmente avrebbero fatto una brutta fine. Avevano solo 1 settimana quando sono stati trovati? Sì, assolutamente, li abbiamo recuperati, abbiamo iniziato ad allattarli perché non erano autosufficienti. E dopo il nostro servizio di oggi sono state numerose le telefonate per richiedere in adozione i micetti.
E proprio di animali, cani e gatti, in particolare quelli abbandonati soprattutto in questo periodo estivo, si concentrerà la puntata di Elettroshock a partire dalle 21 in onda questa sera proprio su Telefriuli. E cambiamo argomento, 5 euro per un sasso sull'Isonzo, l'annuncio è comparso in questi giorni su eBay contro l'anonimo venditore, scattata però una segnalazione alle forze dell'ordine in quanto è illegale prelevare sassi dai fiumi. In origine era stata la scatola di latta con l'aria di Napoli, del resto da quelle parti dove hanno inventato la maglietta con disegnata la cintura di sicurezza in fatto di idee sono avanti anni luce. Poi è arrivata la bora in scatola, versione nordestina di quella campana, e il niente, il regalo perfetto per chi ha già tutto. La novità di oggi sono i sassi sacri dell'Isonzo. Un vecchio detto sostiene che tutte le mattine si alzano un furbo e un pollo nella versione più edulcorata. Se si incontrano, l'affare è fatto. Se metà mondo si vende e metà mondo si compra, il signor Mr. Enco for Vintage, venditore di eBay, ha ben pensato di raccogliere i sassi del fiume che scorre in Friuli Venezia Giulia e venderli alla modica cifra di 5 euro con ritiro a mano o consegna con spedizione a 9 euro. Nella descrizione viene specificato che si tratta comunque di oggetti usati e poi vengono ricapitolate le 12 battaglie dell'Isonzo dal 22 giugno del 1915 a quella di Caporetto, iniziata il 24 ottobre del 1917. A leggere il feedback, il venditore comunque rispetta sempre i patti e non tira pacchi. Ora però potrebbe avere qualche problema con la giustizia in quanto non è tecnicamente lecito prendere pietre e legna dal fiume, così come l'acqua del mare e dei fiumi. La segnalazione è stata fatta a carabinieri e forestali del sindaco di Turriaco, Enrico Bulian, che aveva raccolto l'indicazione di un cittadino. Fa un po' tristezza, spiega il primo cittadino al telefono, sia per chi vende che per chi compra, e francamente preferiremmo occuparci di altro. Il danno in sé non è tale da provocare ripercussioni, ovviamente se qualcuno dovesse emularlo allora sarebbe diverso. Di certo sarebbe molto meglio comprare dei libri sulla guerra piuttosto che dei sassi dell'Isonzo, conclude Bulian. È tornato nella sua Butrio Federico Pizzolini, coach della nazionale italiana di softball, che in Friuli Venezia Giulia ha vinto il titolo europeo e che ha partecipato alle recenti Olimpiadi di Tokyo. Un'esperienza unica, ha detto sul diamante dei White Sox. Ora il nostro obiettivo deve essere puntare alle qualificazioni per le Olimpiadi del 2028 di Los Angeles, dato che il CIO ha deciso di togliere il softball e il baseball dal calendario per Parigi 2024. L'intervista a coach Pizzolini andrà in onda in Sport FVG al termine della nostra edizione del telegiornale. Vi ricordo che poi a seguire ci sono anche le previsioni del tempo. È tutto per questa sera, grazie per essere stati con noi. Buona serata su Telefriuli.